Buongiorno Leandro Maggi, Rovighi in diretta, oggi siamo a Taglio di Po e iniziamo questo nuovo format che si chiama Suggerimenti al Sindaco, fondamentalmente con un sondaggio assolutamente non scientifico. Chiederemo un po' alle persone cosa vedono di criticità in questo paese e poi le confronteremo le risposte con il sindaco che ci dirà appunto com'è la situazione, come stanno affrontando queste domande, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo. Suggerimenti da dare al sindaco. Cosa dovrebbe fare il sindaco in questo momento? Asfaltare strade anche se d'inverno. Asfaltatura strade, necessità prima. San Basilio per prima. Asfaltatura in primis. Ma in primis proprio. Bicicletta che ha coppato. Che adesso Primo suggerimento da dare al sindaco. No, grazie. Nessun suggerimento? No, no, siamo a posto, grazie. Cosa dovrebbe fare per prima cosa il sindaco in questo momento? Mamma mia, avevo una molteplice di cose da fare, però Ma in primis? in primis suggerissimi immagini, suggerissimi. Qualcuno diceva le strade, asfaltare le strade. Ah, beh, quello sì, sono perfettamente d'accordo. Oddio, devi fare un po' la piazza. La piazza in primis? Sì, la piazza perché è il centro del paese e poi è vicino al comune, poi al monumento e poi la piazza è sempre stato il centro del paese, quindi non ne abbia il mio sindaco, ma che comunque, perché dico il mio perché sono tagliante, però direi tante cose da fare, anche le strade, ma la piazza soprattutto. Primo suggerimento da dare al sindaco. Cosa dovrebbe fare per prima cosa il sindaco in questo momento? Non lo so, Maggi. No comment. No comment. Per me alla mia età va ben tutto, alla mia età. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora niente, abbiamo fatto un piccolo sondaggio, naturalmente non scientifico, abbiamo sentito i suoi concittadini. Allora, una delle prime cose che è venuta fuori è che le strade devono essere rimesse a posto. Lei ci aveva già detto che vi state muovendo su questo fronte, come siete messi? Allora, direi che l'interesse per le strade c'è sempre stato dal momento che ci siamo insediati, però adesso siamo pronti per partire con le due strade laterali della Fontana perché veramente sono impercorribili e abbiamo molto pensiero per appunto le biciclette ma anche le macchine stesse in effetti. Abbiamo in cantiere un incontro il 12 in Sala Europa appunto per informare anche per la potatura degli alberi, per la loro rimozione, per la loro sostituzione perché in effetti sono quelli che hanno causato questo danno al manto stradale. Inoltre agiremo anche sulla via Romea dall'incrocio al semaforo fino all'incrocio con la via Milite Ignoto perché presenta delle carenze che bisogna portare assolutamente in sicurezza. Dopo tutte le altre sono nei nostri pensieri sia di giorno che di notte, perciò cercheremo di fare tutto quello che sarà possibile fare. Suggerimento al sindaco, cosa dovrebbe fare per prima cosa? Lasciamo stare che il sindaco è mio amico, può dire niente. Primo suggerimento da fare al sindaco, cosa dovrebbe fare per prima cosa il sindaco? Che molessi i vigili a fare le multe. Che molessi i vigili al Venere a fare multe, ma no qui qua marcare con la spesa. Qui chi smette lì è sì, capito? Nel posto del ecco, quello che e tutti i giorni che quindi è giusto fare anche questa osservazione. Ecco, un altro nervo scoperto, qualcuno ci ha detto ci vorrebbero più controlli, ordine pubblico, ma non solo, qualcuno sottolineava il fatto, per esempio, che ci sono auto nei parcheggi disabili, un pochino di soste selvagge, lei però ci annunciava che si stanno muovendo i vigili in questo momento in maniera capillare. Allora, ha ragione, purtroppo il problema c'è, la carenza di vigili c'è, stiamo preparando documenti per assumere un vigile in modo da poter incrementare anche questo controllo. Comunque abbiamo dato disposizioni anche agli uffici dei vigili della polizia locale di così percorrere in passeggiata senza essere così cattivi
da fare multe subito, però da fare un'azione di controllo per le strade. Di conseguenza so che lo stanno facendo e a quanto mi riferiscono la cosa è stata anche gradita. Dopo siamo anche in balia dell'educazione delle persone, del loro buonsenso e della loro attenzione anche nel parcheggio. Ecco, lei viene dal mondo imprenditoriale privato. Quanto è difficile fare il sindaco per un imprenditore privato? I tempi che si stanno dilatando, lei giustamente diceva, i progetti li abbiamo, i finanziamenti li abbiamo, poi i tempi sono molto più lunghi rispetto al privato. Purtroppo sono due mondi completamente diversi. Da una parte nel privato decidi e domani fai, e nel pubblico decidi e tra un mese forse fai. Di conseguenza questo per dire che la burocrazia non sta assolutamente aiutando gli enti pubblici, però ci stiamo anche molto adeguando, perciò sappiamo che quello che pensiamo dobbiamo. Per farvi un esempio, noi abbiamo ritenuto che il passaggio dei pullman nel centro abitato causino veramente grandi problemi alle abitazioni. Parlo in particolare di via Marco Polo, ma un po' in generale, dove c'è il loro via d'Annunzio, dove percorrono queste strade. Per modificare questa viabilità e toglierli dal centro sono 4 mesi che stiamo lavorando, ma non vi dico poco, assiduamente, però ci stiamo arrivando. Sindaco, grazie, come sempre, grazie per la disponibilità. Grazie a voi e un abbraccio sempre virtuale a tutti chi ci ascolta. Grazie.